La squadra, nel momento in cui manca uno dei componenti, sappiamo bene che non è più squadra. E quindi l'obiettivo, diciamo, che si sta raggiungendo, quello di stare assieme, l'educazione, le regole, il rispetto dell'altro, che è fondamentale oggi. Si è visto già, facendo un po' di paragone, i primi giorni. Benvenuti all'edizione delle 20:30 del TG dell'Estate Ragazzi 2010. Sono con voi ad informarvi delle notizie di oggi Giulia e Sara. A Mantova un bambino cade, si sbuccia il ginocchio e se lo mangia. A Genova una donna mette alla luce un figlio, Lene la ringrazia. A Milano viene rubato un carico di lampadine, la polizia brancola nel buio, ritrovato il carico di lampadine si fa luce sul caso. A Perugia giovane motorino si schianta contro un palo della luce, spenti entrambi. A Torino moglie uccide il marito con un ferro da stiro, si pensa avesse preso una brutta piega. A Bari, noto pregiudicato, vistosi circondato dalle forze dell'ordine, si è messa a sparare alla cieca, domani si svolgeranno i funerali della poveretta. Per quanto riguarda l'industria, nuova lavatrice lanciata sul mercato, 8 morti e 5 feriti. Non si dice per dormire nella città di Como, sopra c'è Chiasso. Per quanto riguarda la borsa, la Scotex è fallita, gli affari sono andati a rotoli. A Roma, incendio nella casa di Totti, ha preso fuoco la biblioteca. C'erano 2 libri, commento di Totti. No, il secondo lo doveva ancora finire di colorare. Ad Olmedo, bambino scoppia di saluto, 8 morti e 5 feriti. A Treviso, derubate 1000 scatole di sigarette e 200 kg di carote. La polizia cerca un coniglio con la tosse. Grazie di averci seguito, ci rivediamo domani alla stessa ora. Buona serata a tutti. I primi giorni erano dei ragazzi, dei singoli, dove nel momento in cui tu gli dicevi qualcosa rimaneva spiazzato. Adesso sanno che ci sono delle regole. E la regola inizialmente è scomoda, però poi nel momento in cui viene accettata vuol dire che sei cresciuto in qualche modo e noi siamo un po' qua per questo. frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o quero em samba. Sicuramente i salesiani stanno facendo un ottimo lavoro con i giovani. Ledo Vittorio, che da quest'anno è direttore, lo ricordiamo, dell'oratorio per l'appunto dei salesiani qui a Latte Dolce, sta facendo veramente tanto affinché poi questi gruppi continuino a nascere, continuino a creare, perché l'aggregazione comunque fa parte anche di quell'idea di Don Bosco, cioè i giovani uniti per un fine, quello di socializzare, quello di star meglio. Sì, Don Bosco era partito proprio dal cortile. Ricordo quando si leggevano le memorie biografiche, Don Bosco era partito appunto nel cortile accogliendo un po' tutti. L'idea è quella appunto di mettere delle regole, le regole del buon cristiano, che in qualche modo appunto ti aiutano a crescere e a rispettare l'ambiente. Poi da lì sono nate tante attività. Noi nella nostra attività siamo partiti anche dalla prima intuizione, quella di stare assieme in un ambiente protetto dove ci sono persone che ti vogliono bene e che cercano soprattutto il tuo bene e non il nostro bene. E quindi c'è tutto quel gruppo di animatori, che sono una ventina di animatori, che in qualche modo stanno nel cortile, guidano il gruppo, rimproverano.
Alcune volte si prendono anche le parolacce. Oggi un'animatrice è arrivata in crisi dicendo: oggi un ragazzino mi ha detto la parolaccia. Ha detto: io sono cresciuto prendendomi le parolacce. Penso che anche Don Bosco si era preso le sue prime parolacce con i ragazzi difficili di Torino. Fa parte del carisma. Facciamo un applauso a Cristina. Vieni qua. Cristina, come vedete, che ci fai con la... Ah, ci sono genitori disponibili per portarseli via. Cristina, come ti trovi qui all'oratorio con Don Vittorio da quando è diventato direttore? Se mi può sporcare per terra. Allora facciamo un applauso. Giovanni e Giulia. Facciamo un applauso a Giovanni e Giulia. Giulia vi lascia con l'ultima battuta, una battuta importante che fa parte dell'oratorio. Sporchi